Non è affatto dimostrato che Napoli sia più superstiziosa delle altre città, eppure chissà perché Napoli è considerata da sempre la città della superstizione, la città della scaramanzia, sì, il tempio della superstizione, perché Napoli è città di leggende, di credenze popolari, noi facciamo sempre tutto in maniera eccessiva, platealmente, è la città del munaciello, dello spiritello dispettoso, la città dell'abbellambriano, lo spiritello positivo della casa, la città dell'aglie e fravaglie, fatture, canunquaglie, di corna e bicorna, capalice e caparaglie, è la città degli iettatori, quelli che iettano il malocchio, quelli che buttano unire i secce, diciamo, è la città delle ciucciuvettole, che poi in qualche modo è la civetta di quelle che pigliano a una a occhio e quando lo pigliano a occhio gli fanno andare tutto storto. Contro malocchio e iettatura, però i napoletani hanno dei riti scaramantici ormai consolidati. Chi fa le corna, chi tocca ferro, chi si butta il sale a rete di spalle, perché insomma ognuno ha il proprio, chi si fa la grattatina di palle, sì, diciamolo, le donne si grattano la coscia. Ma quando però il problema diventa troppo serio, quando il malocchio ormai sembra consolidato, che ne so, in un negozio, in un'attività che tiene l'occhio in culla, allora è necessario l'intervento di un professionista che a Napoli fa proprio questo mestiere, libera l'aria, l'ambiente di malocchio e iettatura. Un ciunzara. Ciao, una carta in censo risorda, anche fra voglio fattura che non guagli con picone caparecchio e caparagli, censo, patane, puparone e mulignano. Loro in realtà facevano proprio questo tipo di attività, in realtà esistono ancora degli incensari ancora in attività, come il nostro Salvatore Totoro, dei guarracini, ma nei casi però generici consente, mi bastava un corniciello e bastava toccare il corniciello che da sempre è associato alla fortuna, alla fertilità, alla prosperità e nel Medioevo che diventano amuleti contro il malocchio, portatori di guadagno. Il cornicello napoletano c'era quello semplice, poi c'era quello che era adornato con la corona, il coroncello o cornicello curunato, c'era quello con lo scartellato, col gobbetto, doppia protezione perché anche il gobbetto è un amuleto portafortuna. Buonasera a Milano e Milorda, acciate pazienza, cacciate qualcosa di sorda. E se non dite una lira spiccia, vado a scena bolla in coppa salsiccia. E se non dite una lira sana, vanno a scena bolla in coppa in mano. Buonasera a sti signori, frisca all'anima morto posto. I corni però sapete a Napoli sono diversi, Napoli è diversa in tutto e i corni napoletani sono corni collaudati. Se andate nel centro antico alla sanità il cornicello è collaudato, garantito, sperimentato, ma c'erano delle regole, il cornicello deve essere rosso, deve essere regalato, deve essere rigorosamente fatto a mano, è inutile che compri un cornicello, deve essere fatto a mano anche perché le energie positive di chi l'ha fatto vengono trasfuse nell'opera d'arte e poi il corno deve essere attivato. Sì, quando si regala un cornicello si prende la mano sinistra e lo si attiva pungendo con il corno la mano sinistra e gettando poi del sale dietro le spalle. Beh, insomma, questa è la nostra attività. O l'uomo si vuole vicino a questo posto, o l'uomo con questo corno, io riavo la persa e corno, o l'uomo che manella, va a terno, farfariello, che all'inferno da rava le porta e va a fanculo. Comunque, come diceva Peppino De Filippo, perdonami, non è vero, ma ci credo, o come diceva poi il fratello Edoardo De Filippo, che essere superstiziosi in fondo è da ignoranti, diciamo la verità, però poi non esserlo porta male.